ritrovati alla piazza per un altro anno insieme in cui ci faremo i fatti vostri, ovvero i fatti nostri, i fatti della gente del nord-est. Questa sera nella nostra prima puntata cominciamo affrontando un tema davvero molto caldo che sono i consumi, o meglio la crisi di cui ormai si continua a parlare negli ultimi 18 mesi, ma affrontata da un punto di vista del portafoglio. Meno 6% nei consumi, uno dei periodi più peggiori dopo il secondo dopoguerra, sempre più spese, sempre meno soldi in portafoglio e redditi che calano, e la crisi, o perlomeno è così che ce la descrivono. E quanto ci sta consumando questa crisi? Una crisi che ci consuma, questa è la domanda che ci poniamo questa sera in Fatti Nostri, la piazza. Non sarò da sola, come di consueto mi accompagnerà non solo i nostri ospiti che tra poco andrò a presentarvi, ma anche una collega, Elena Mattiuzzo. Buonasera. Buonasera Giulia, buonasera ai nostri telespettatori, ai nostri ospiti che tra pochissimo presenteremo. Giulia ha già anticipato il tema della serata, è una crisi che ci sta consumando, c'è una terminologia molto in uso ultimamente che è la spending review, ovvero il rivisitare la propria spesa, vedere dove si può tagliare, risparmiare, come si può consumare in maniera diversa, magari cercando di a fine mese risparmiare anche qualcosina. Allora lo chiediamo anche a voi, perché Fatti Nostri, la piazza è appunto una piazza anche virtuale, con la vostra partecipazione da casa potete farlo in diretta, siamo in diretta quindi chiamandolo 049 84 81 984, lo vedete anche in sovraimpressione, o mandandoci un semplice veloce sms 392 666 0099 per dirci se vi sta consumando questa crisi, come lo sta facendo, ma anche quali strategie magari avete messo in atto per cercare di superarla e venirne fuori. Sì, e questa sera cercheremo anche di essere propositivi, ma cominceremo la trasmissione chiaramente cercando di capire qual è il problema. Salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori attraverso Blu Radio Veneto. Vi ricordo che infatti siamo in diretta anche radiofoniche sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Andiamo a presentare gli ospiti. Un buonasera a Sandro Borselli dell'Ascom di Padova, ma non solo, anche referente nazionale dei mediatori creditizi, sì, e anche il presidente degli agenti immobiliari, quindi questa sera lei rappresenta davvero un sacco di cose. Pietro Volpato, vicepresidente invece della Lega Consumatori Acli di Padova, buonasera, grazie per essere qui. Carlo Garofolini, un volto noto per noi di Telechiara e anche per gli ascoltatori di Blu Radio Veneto che ci stanno ascoltando, salve, presidente di Adico, buonasera Carlo, e il professor Ivano Spano, sociologo dell'Università di Padova, che in particolare si occupa anche di sociologia dei consumi, sarà lui il nostro analizzatore della serata. Buonasera professore. Ma cominciamo questa puntata entrando subito nel vivo e andando ad ascoltare una scheda che ci riassume un po' qual è la problematica dei consumi. È una scheda sui consumi nazionali, vediamo quanto ci riguarderà a partire dal nord-est. Sentiamo. Crollano i consumi, gli stipendi non tengono il passo dell'inflazione e anche il mattone, tradizionale bene rifugio degli italiani, perde valore. I prezzi delle case calano bruscamente con picchi dell'8% a Venezia. Nel 2012, secondo le previsioni di Confcommercio, i consumi pro capite degli italiani dovrebbero presentare la peggiore variazione negativa della storia della Repubblica, con un calo di oltre il 3%. L'organizzazione, in uno studio sul commercio in Italia, regione per regione, indica che solo pochissimi settori di spesa, la telefonia e l'informatica, e solo un canale di distribuzione, il discount, tengono i livelli di fatturato reale del 2011. Tra il terzo trimestre del 2007, punto di massimo per l'economia italiana, e il secondo trimestre del 2012, rileva ancora lo studio, i consumi pro capite degli italiani sono diminuiti in termini reali del 6,5%. I vari esercizi commerciali non soffrono comunque allo stesso modo. Crisi e calo dei consumi si ripercuotono sui piccoli esercizi al dettaglio, il cui stock è in diminuzione rispetto al 2010. In flessione anche il fatturato di questa tipologia distributiva, mentre cresce quello dei discount più 1,8% e dei supermercati più 1,4%. I consumi alimentari in Italia sono a livello di 33 anni fa. Lo rileva il Codacons, commentando le stime di Confcommercio sui consumi 2012, meno 0,3%. Il fatto che solo il discount regga in termini di fatturato reale del 2011, si legge in una nota, significa che ormai gli italiani fanno la fame e, persino per il cibo, sono costretti ad abbandonare i brand leader della produzione alimentare italiana che in passato hanno fatto da traino all'economia per passare a prodotti più economici. Guardando invece alle varie regioni, il Molise meno 1,9% e il Friuli Venezia Giulia meno 1,1% sono quelle che in complesso registrano le maggiori perdite.
E tra i comparti merceologici si conferma lo stato di difficoltà dei negozi di mobili e arredamento che si sono ridotti dell'1,3%, con punte di quasi il 2% al sud e nel nord-est. Infine la casa. Nel primo trimestre 2012 le compravendite sono diminuite del 16,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e nello stesso periodo sono crollati i mutui quasi del 50% in meno rispetto ai primi del trimestre 2011. Quanto ci sta consumando questa crisi lo chiediamo ai nostri ospiti, lo chiediamo anche a voi, la nostra piazza virtuale della piazza, difatti nostri la piazza di questa sera. Sandro Borselli, Ascom Padova e tante altre cose abbiamo capito. Qual è la vostra esperienza? Cosa avete ascoltato, cosa avete registrato negli ultimi mesi? L'esperienza generale è quella che è stata riassunta ultimamente nella scheda che abbiamo appena seguito. Tra l'altro sono dati di Confcommercio perché proprio sono dati vostri. Sono dati nostri. Certo. Sono dati nostri che fotografano una situazione che non si era mai vista o che comunque si era vista nel primissimo dopoguerra. Quindi, diciamo che in quel momento forse c'erano dei motivi per cui la situazione doveva essere quella. E in questo momento viene da chiedersi come mai, nel senso che, e sto dicendo una banalità assoluta, è evidente che non essendoci denaro in circolazione, non essendoci fiducia nel futuro, non essendoci la certezza del posto di lavoro, venendo a mancare alcuni dei pilastri sui quali si basa la serenità della vita quotidiana, chi non ne ha più ovviamente non ne spende, e ripeto, dico una banalità, ma stiamo registrando un fenomeno un po' particolare che da qualche tempo mancava, che è quello che vede che coloro che invece hanno ancora un minimo di disponibilità, piuttosto che spendere, accantonano. Cioè in alcuni circuiti bancari, soprattutto quelli più piccoli, quindi quelli che raccolgono la maggiore fiducia del consumatore, stanno aumentando i depositi a risparmio. E questo, se da una parte potrebbe essere un segnale interessante, perché noi siamo sempre stati un popolo di formiche, non siamo mai stati delle cicale, e quindi potrebbe voler dire che stiamo tornando ad avere un po' di senno nella gestione della nostra economia. Se poi invece lo contestualizziamo nel periodo che stiamo vivendo in questo momento, significa semplicemente che aumenta la paura. E quindi io accantono del denaro non perché mi cresce rispetto a quelle che sono le mie spese ordinarie, ma perché temo che il mese prossimo non ce la farò a farla. A Borselli, le faccio questa domanda che in realtà è un dubbio che ho anch'io come risparmiatrice, chiedo come tutti i nostri telespettatori. Che senso ha risparmiare quando il valore del denaro, quando la nostra possibilità di spesa di fatto è così bassa? Uno accantona, però tra 10 anni non si compra una casa come succedeva effettivamente nel secondo dopoguerra, al massimo si compra un motorino. Il problema grosso è proprio quello che lei ha stigmatizzato in questo momento. Gli accantonamenti, la messa a risparmio di quel poco di denaro che nell'economia quotidiana domestica avanza alla fine del mese, non ha come suo punto di arrivo una spesa programmata di un certo tipo. Ma è frutto di un'emozione Cambio la forte. macchina, è frutto di paura. Io non accantono del denaro perché fra 5-10 anni cambio la macchina o investo nella casa. Accantono del denaro questo mese perché non so se ce la farò il prossimo a arrivare alla quarta settimana. Chiarissimo. Questo è il problema. Passiamo a Pietro Volpato, vicepresidente della Lega Consumatori ACLI, che vogliamo ricordare ha oltre 30, quasi 40 anni ormai di storia, anzi più di 40, 41 anni di storia, 41 anni di storia anche di ascolto da parte dei consumatori. Ecco, cosa state ascoltando in questi ultimi periodi e soprattutto da quanto? È veramente una cosa dell'ultimo anno? Stiamo parlando degli ultimi 2 anni? Da quando sono cominciati i problemi dei consumatori? Io vorrei fare riferimento a un aspetto, l'aggressività del mercato che mette in difficoltà le famiglie nel momento in cui spesso venditori che pur di portare a casa la provvigione ti propongono di cambiare tipo utenza e ti fanno firmare un contratto e poi il giorno dopo tu ti accorgi che hai firmato un qualcosa che non avevi nessuna intenzione di firmare. Ecco, di fronte, e quindi vedo un mercato che diventa aggressivo, un consumatore che di fronte
perché è anche specializzato sto mercato, cioè, Però mi perdoni, te la col fatto- girano, te la girano. Questo te la girano. però ormai è, voglio dire, consuetudine, non negli ultimi anni, non è una cosa che si è rafforzata con la crisi, oppure sì? Cioè purtroppo siamo abituati a fare i conti con quelle che lei chiama truffe o meno, tra un po' Garofolini probabilmente ce lo dirà, non nell'ultimo anno. O forse, questa è la domanda che le faccio. Ma noi riscontriamo che cioè, la gente vuol cambiare perché gli viene prospettato un risparmio. Ed è un tasto sentito questo. Certo. Però vediamo che sì, il mercato non è maturo, Ci sono insomma più fregature che girano perché il consumatore è più debole. Sì. Carlo Garofolini, presidente di allora. Alico, è per voi anche questa l'esperienza che si pone sul tavolo, insomma, nella vostra attività negli ultimi mesi? Beh, senz'altro, cominciando dal filmato che abbiamo visto, sono perfettamente d'accordo su questo che è un scenario definito a dir poco apocalittico, ma certamente le proiezioni per i prossimi anni non faranno pensare o presagire qualcosa di meglio. C'è una contrazione dei consumi che ormai è generalizzata e, come ha detto poco fa l'ospite, non c'è più moneta che circola fondamentalmente. Il mercato, come ha detto, è diventato più aggressivo, ma è anche vero che in un momento di crisi le tecniche fraudolente si sono molto più sviluppate rispetto a qualche anno fa, al pari della tecnologia, perché parliamo di contratti firmati, ma c'è chi addirittura i contratti non si trova neanche firmati, addirittura l'ultima tendenza è quella di sfilare le bollette da casa, firmarle, rimetterle nella cassetta della posta e dopo ti dimostro che in realtà i dati me li hai dati tu. Permettendo questo comunque... No, aspetta, ci spieghi meglio perché l'ha detto in modo troppo veloce. Qual è l'ultima tendenza? No, addirittura l'ultima tendenza che ci è capitata all'Adico in questo periodo è gente che alla fine ci ha chiaramente detto che la bolletta gli è stata sfilata dalla cassetta delle poste, qualche operatore è passato ricopiando i dati della bolletta, dopo l'ha infilata lì e il bimestre successivo si è trovato a cambiare da operatore senza saperlo, dimostrando, e tu dopo vai a dimostrare che in realtà i dati della tua ultima utenza, della tua ultima lettura non gliel'avevi data. Sono operatori telefonici, gas, energia? Di tutto. Però premetto questo, che poi magari nello specifico c'è anche veramente da divertirsi, perché ormai è una giungla quello che ormai sta capitando. In modo tragico? Sì, in maniera tragica, perché oggi parliamo della quarta settimana, ma per noi la crisi comincia già dalla terza, se non già dalla seconda. Oggi parliamo di abitudini, quando alla fine scopriamo che c'è un fenomeno dove ormai si cerca un po' di riaggregarsi in famiglia e vivere con lo stipendio di 1 in 4 o 5, e qua vediamo anche magari il fenomeno dei bamboccioni, dei ragazzi che a 40 anni ancora non vanno via di casa, ma perché non hanno le condizioni sia economiche e le caratteristiche per poter richiedere un mutuo e quindi accedere a un'abitazione. Ma certo, dopo ne parleremo perché sicuramente parte del consumo è anche un consumo irresponsabile. C'è un consumo irresponsabile perché poi notiamo le code fuori dai negozi dove c'è la presentazione dell'ultimo telefonino, però di fatto perché è proprio uno degli SMS che sono arrivati, ci dice: parliamo di crisi, vogliamo parlare delle code fuori dai negozi per l'iPhone 5, quindi non ci si priva degli status symbol, se vogliamo, perché poi magari anche il sociologo ci spiegherà perché abbiamo bisogno. Passiamo direttamente la parola al professor Ivano Spano. Questa ormai è non è semplicemente una notizia, è un dato di fatto che ormai vediamo pubblicizzato un po' ovunque, insomma, persone che non rinunciano al proprio iPhone, che ricordiamo, se non sbaglio, costa un 700 euro, che insomma, da 700. Da 700 euro, scusate, io come potete capire non ce l'abbiamo, e quindi insomma una spesa che si avvicina a quello che è un salario minimo mensile, insomma, come mai c'è comunque, professore, chi decide di non rinunciare a determinati oggetti, a determinate cose, a determinati status symbol, adesso lei lo definirà, però magari fa fatica a pagare una bolletta. Ammesso che le persone che lo comprano facciano effettivamente fatica a pagare la bolletta, e questo non è scontato. Beh, come è stato detto, è un fenomeno abbastanza di massa, certamente un buon 80% farà fatica a pagare la bolletta, tendenzialmente. Però non è... Qualche problema di audio? Sì. Prego, professore. Allora, non è facile trovare delle ricette anche a queste domande, delle risposte che siano, direi, esaurienti. Dovremmo fare come i colleghi che mi hanno preceduto. Avvicino un po' il microfono, grazie. Sì. Dovremmo fare un'analisi più circostanziata, però partiamo da un assunto, che questa società
così come è stata organizzata, non la faccio lunga, ma il fondamento che si è dato da un punto di vista del modello economico, che poi regge e qualifica l'intera società, ha portato a una estensione dei consumi. Io Non compro, solo... dunque sono. No, questo è troppo. No, perché sennò il mercato non sarebbe così violento. Ha portato a una induzione di consumi per poter sviluppare una produzione che fino a poco tempo fa faceva guadagnare profitti, direi, abbastanza considerevoli. Quindi non era la produzione per il bisogno, ma era la produzione per il bisogno della produzione di profittare, e quindi si inducevano, no, i consumi a dismisura indipendentemente dai veri bisogni. Sono i consumi indotti, credo che non ci voglia granché, insomma, però ce lo stiamo dimenticando. Per cui anche il calo dei consumi, a mio avviso, è una bella cosa. Consumi, certo. Esatto. E dipende chi è costretto, no, a diminuire i propri consumi, perché se uno ha una pensione di 500 euro al mese come un disabile sensoriale, no? Per esempio, è chiaro che se con questo budget si le diminuisce anche i consumi, rasenta l'orlo, no? del suo collasso tendenzialmente. Quindi io penso che dovremmo proprio convenire collettivamente. Le persone che sono qui rappresentano esperienze importanti, le dico proprio dal punto di vista delle pratiche, no? E del coinvolgimento delle persone. Non parlo poi degli scenari politici a cui ognuno accede, però credo che dovremmo ricostruire un discorso collettivo che dia significato a queste cose. Quindi dovremmo cominciare a dire che i consumi indotti, quelli che anche sostiene la pubblicità, e lo so che anche per le televisioni la pubblicità fa bene, però bisognerebbe, anziché tassare sempre il solito lavoratore dipendente o pensionato, tassare le pubblicità che inducono consumi che di fatto non servono se non per rispondere ad altri bisogni che non sono quelli del consumatore. Però questo è un discorso assolutamente valido, professore, per un certo tipo di consumi, come per esempio probabilmente quello dell'iPhone, però è evidente che ci sono certi altri tipi di consumi, come quello per esempio per il cibo, che nell'ultimo anno per la prima volta ha segnato un punto negativo, non era mai capitato. Quindi per esempio il cibo è un punto fondamentale. D'accordo che il consumatore ha moltissime personalità diverse, quindi incarna moltissime figure diverse, ma mi chiedo, ci saranno comunque dei consumi che calano anche laddove, voglio dire, la risposta in diretta, gliela do subito. 15 anni fa in Veneto si produceva pro capite, ognuno di noi, circa 600 grammi di spazzatura al giorno. Oggi siamo a 1,7 kg. Questo è il problema, che oggi c'è anche qui, anche nel settore alimentare, c'è una modalità che è consumistica, che di fatto non è soddisfacente, tant'è che tra le patologie più diffuse sono quelle a carico proprio di una non corretta alimentazione. Stiamo allucinando tutta la realtà affin di poter vendere. Ecco, allora dobbiamo cambiare anche questo. Tra l'altro questa vendita dei prodotti alimentari sta portando alla rovina l'intera agricoltura. Sta semplicemente finanziando gli apparati trasformativi e distributivi. L'agricoltore oggi non va niente in tasca, non va quasi niente in tasca. 50 anni fa del prodotto andava tra il 45 e il 60% nelle tasche degli agricoltori. Oggi la Francia, che ha il tasso più alto per gli agricoltori, è al 18%, gli USA sono al 3,5%, cioè a un agricoltore il prodotto alimentare fa fruttare negli Stati Uniti, che noi elogiamo spesso, fa fruttare il 3,5%. Giulia, professor Spano, la interrompo perché abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Con chi parliamo? Pronto? Buonasera. Buonasera a tutti, Antonio da Padova. Antonio, prego. Allora, io volevo intervenire su una questione morale. Sì. Il semplice fatto della corruzione, specialmente quella laziale. Sì. Non mi è piaciuto l'intervento, diciamo, un po' molle di Napolitano, che ha detto che l'Europa ci impone di avere un controllo per quanto riguarda la corruzione.
Ecco, io mi domando una cosa, Sì. ma se l'Europa non se lo chiede, a Napolitano va bene così? Certo, dovrebbe essere comunque a prescindere da quanto Ecco. viene indicato E allora la mia domanda è questa. Sì. Ma la gente, Napolitano è intervenuto perché l'Europa glielo chiede o Napolitano o lì che da mercante e fa finta di non sapere niente e comunque dice tanto finché l'Italia va così e che se ne frega, capito? Certo, Perché è uno capiamo scandalo. benissimo. Io mi dico, ma nessuno è intervenuto su questa battuta come l'Europa ti impone, è come dire, ci tocca mettere le cinture, ci tocca come ci tocca, Dio santo. Abbiamo dei governanti o abbiamo dei pagliacci a Roma? Più incisività, quindi magari prendere subito in mano le situazioni. Tra l'altro, grazie Antonio, mi collego ad un altro sms che accennava agli scandali che sono emersi negli ultimi mesi, e questi scandali, secondo questo telespettatore, sono emersi per la crisi che c'è, per la crisi del denaro soprattutto, e per il crollo del governo Berlusconi, che però aveva seminato, secondo l'ascoltatore, queste problematiche. Magari tra pochissimo possiamo cominciare a rispondere anche a questi sms. Sì, se i nostri ospiti se la sentono, nel senso che io credo che l'intervento di Antonio possiamo ricondurlo, insomma, l'argomento di questa sera, parliamo di consumi, parliamo di crisi, quindi parliamo di un taglio particolare della crisi, e non so quanto sia dovuto all'Europa, chiedo magari quello più economico, diciamo quello che ha un contatto con il mercato forse un po' più diretto, che è Sandro Borselli dell'Ascom di Padova, quanto di quello che stiamo vivendo è da reputarsi una situazione internazionale soverchiante. Qui bisognerebbe fare un ragionamento per il quale io non ho né la preparazione ovviamente né i dati sotto mano, ma una battuta, un commento è semplice ed è immediato. La grande corsa che ha spinto i mercati internazionali dalla fine degli anni 80 fino alla prima metà degli anni 90 alla globalizzazione è sicuramente stata una spinta che ha dato del grande lavoro, che ha aperto le possibilità di internazionalizzare le proprie aziende a un sacco di gente, ma che purtroppo, e lo vediamo, l'abbiamo visto, lo continuiamo a vedere anche in questi giorni, è stato gestito senza i controlli del caso. Mi spiego con un esempio: quando io ho una produzione di un bene qualsiasi in Italia e scopro che a 300, a 500, a 2000 km di distanza da dove ho la mia fabbrica posso produrre lo stesso tipo di prodotto, lasciamo perdere le considerazioni sulla qualità, perché sennò ci annodiamo, e riesco a farlo perché nessuno me lo impedisce, non sto parlando di impedimenti di carattere poliziesco, sto parlando di impedimenti di carattere di convenienza economica / fiscale se sono un produttore, e smonto la mia fabbrica qui e la porto da un'altra parte, ecco, forse se fosse scattato qualche campanello d'allarme 15-20 anni fa, probabilmente oggi non ci troveremmo in questa situazione, che è una delle componenti più grandi dei problemi, di alcuni dei problemi della crisi che ci ritroviamo. Noi siamo un paese... Cerco di chiarire il concetto. Noi siamo un paese povero di materie prime. Siamo un paese che ha sempre contato e ha sempre sviluppato la gran parte della sua economia, lasciando stare il settore primario, l'agricoltura, quello che diceva il professor Spano prima. Sì, perché in questo caso, mi perdoni, intervengo, il mercato europeo ha anche chiuso delle possibilità. Sull'agricoltura? Beh, io non entro neanche nel merito perché poi sembra che faccia la parte della Confcooperativa e non sono qui a fare questo. In realtà nel momento in cui io baso, perché non posso fare diversamente da così, la maggior parte del mio prodotto interno lordo su quella che è la trasformazione delle commodities, dei beni primari, per poi immetterli su un mercato, se riesco a sviluppare la richiesta del mercato interno, magari evitando quello che diceva il professor Spano prima, cioè l'induzione del consumo, e trattengo il prodotto all'interno del mio paese cercando di andare incontro alla esportazione, ma del prodotto finito, non delle strutture che lo producono, forse in questo modo argino in qualche maniera. Come posso ottenere questo tipo di risultato? Per esempio passando attraverso un processo di defiscalizzazione del lavoro interno. Il problema grosso, che è irrisolvibile sembrerebbe, sta nel dire che se io oggi costruisco una
cosa qualsiasi in Italia ho un'incidenza del costo del lavoro che mi supera mediamente il 30, 35, 40% del costo del prodotto finale, come sono andato di là da una delle qualsiasi frontiere che abbiamo, questo costo mi diminuisce di 1,0 mediamente. No? No, ma non di 1,0 percentuale, gli tolgo 1,0. Allora, qual è il senso di questo ragionamento? Il senso di questo ragionamento sta nel dire che probabilmente gli errori sono stati errori di carattere politico, errori a monte. Non dimentichiamo che proprio in questi giorni ricorre il 30° anniversario del lancio delle monetine a Craxi fuori dall'hotel. Sì, abbiamo anche scoperto chi le lanciava, tra l'altro, Sì. quindi direi che... Qualche volto noto. Errori di questo tipo che non sono riusciti a creare all'estero le condizioni per l'acquisto dei nostri prodotti e non per la migrazione delle nostre aziende. Errori strutturali, Errori quindi, che strutturali. non hanno 1 o 2 anni di vita, ma No, purtroppo ne no, hanno. assolutamente E no. questo dovrebbe indurci a pensare. Elena, forse hai qualche spunto? Siamo in chiusura del primo blocco e c'è un SMS che recita così, dice: aumenti di luce e gas anche in questo ottobre. Nuovo salasso, la speculazione sul petrolio ci ha penalizzato fortemente. Poi magari avremo modo di commentare, noi diamo lettura dei vostri SMS. Ci fermiamo per qualche istante. Giulia, volevo ricordare il 392 666 0099, dite la vostra, questa crisi vi sta consumando, i vostri consumi come sono cambiati, potete anche però farlo telefonicamente allo 049 8481 984, oppure siamo anche su Twitter, se volete cinguettare seguiteci anche su quella piattaforma. Tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta su Fatti Nostri la Piazza. La crisi ci consuma è la domanda che ci stiamo ponendo questa sera con i nostri ospiti e la poniamo anche a voi che siete la nostra piazza virtuale ma anche concreta, perché potete intervenire telefonicamente 049 84 81 984 oppure mandandoci un SMS al 392 666 0099. Ne stanno arrivando e sono per noi degli stimoli importanti. Ma la piazza è la piazza anche concreta e la nostra Cristina Pagnin è davvero scesa tra la gente e ha chiesto alle persone che ha incontrato se spendono di meno, dove hanno tagliato, come hanno riorganizzato i loro consumi. Sentiamo che cosa le hanno risposto. E lei ha la borsa della spesa oggi? Non solo, c'ho anche il giornale di oggi, c'ho anche, che dice che siamo tornati indietro di 20 anni, mi pare. È così secondo lei? Sì, sì. D'altra parte c'è anche una ragione. In genere cosa fa la cicala? Ora dobbiamo fare la formica sul serio, dobbiamo fare tutti quanti. Almeno io la vedo così, la vedo. In quali spese ha tagliato maggiormente? Cosa che ha ridotto come consumi? Ma diciamo in generale un po' tutto. Ho fatto la riduzione orizzontale come non piace quasi a nessuno, ma io ho dovuto farla. Fortunatamente c'ho una casa e non devo pagare l'affitto, però devo pagare l'IMU adesso. Devo pagare. Anche sul cibo ha tagliato? Sì, sì. Non nella quantità, chiaramente nella qualità. Quindi spesa ai discount per esempio? Esatto, esatto. Bollette? Tasto dolente? Me l'ero dimenticata, me l'ero. Ho preso una stangata con l'Enel spaventosa. Mi sono trovato 200 euro sul bimestre, insomma. Non è che ci abbia una fabbrica in casa, c'ho il boiler e la lavatrice. Senta, il futuro come lo vede? Vorrei vederlo bene. Sono preoccupato. Grandissima crisi, per tutti, è una roba collettiva di tutti. Cosa sono le spese più importanti? Quelle di ogni giorno, il pane, il latte, il prosciutto, la bistecca, quello che mangiamo. È aumentato tutto? Ha aumentato tutto. Sempre peggio andiamo. Ma voi avete tagliato qualche voce di spesa, per esempio comprate? Abbiamo, invece che comprare 1,5 chilo, mezzo chilo, facciamo mezzo chilo, dobbiamo fare mezzo chilo, altrimenti dobbiamo le mele, mezzo chilo di mele, anziché 1 chilo, abbiamo dovuto dimezzare tutto. Vestiti?
Ci teniamo quelli che abbiamo di tanti anni. Non si fa shopping. Le riduciamo, li modernizziamo, però adoperiamo quelli che avevamo, non possiamo più. La spesa più grande qual è? Bollette? Cosa? Quelle sono grandi, grandissime, quelle là ti portano via mezza pensione, perché sono alte. Con 600 euro, come si fa a vivere 600 euro? È impossibile. È impossibile, bollette, mangiare, medicine. E come lo vedete il futuro? Male, per voi per male, voi per i figli, per i nipoti male. Se non cambia la faccenda qua andiamo male tutti. La gente compra meno giornali? Sì, ne compra meno perché la prima cosa, quando c'è la crisi, ci sono problemi di soldi, la prima cosa è il superfluo, diciamo, dove risparmiamo. Ecco. E quindi meno quotidiani venduti? Meno quotidiani venduti, quello sì. Ma riviste? Anche riviste, tutto in generale, un po' sia quotidiani che riviste. Voi avete notato proprio un calo? Sì. In percentuale quanto sarà? In percentuale sarà, penso, un buon 20-30% in meno. Abbastanza? Abbastanza, sì, quello sì. Ma quali sono le spese più forti per una famiglia? Dov'è che si spende di più? Allora, io penso che adesso come adesso spesa più grossa è sulla benzina e le bollette del gas, della corrente, quelle sono le spese secondo me che incidono molto su una famiglia. Le bollette, il gas, la luce, quindi Enel e rifornitori di gas, piuttosto che la benzina, sono queste le spese maggiori per una famiglia. Gli anziani che magari in qualche maniera hanno la mentalità del risparmio o della rinuncia sono però preoccupati per i figli e per i nipoti, soprattutto per il loro futuro. Tra l'altro redditi che sono diminuiti del 2% dal 2008, quindi una capacità di acquisto che diminuisce, e invece prezzi che sono aumentati del 20% negli ultimi 10 anni. Ecco, queste sono un po' le fotografie delle difficoltà delle persone. Facciamo un giro veloce di impressioni e magari anche di riscontro in base ai vostri osservatori. Se posso, nella scheda che abbiamo visto si è chiesto a più di qualcuno quale fosse la voce di spesa più forte. Ce n'è una che non riguarda un unico ambito di spesa e che è difficilissimamente controllabile, che è quella che riguarda le imposte occulte, le tasse occulte. Definizione del nostro presidente nazionale Carlo Sangalli. Le tasse occulte sono quelle, per esempio, che gravano sulla benzina. Paradossalmente, nei momenti di crisi, chi può o poteva godere di un posto fisso e quindi di uno stipendio garantito, perché magari statale oppure di aziende di una certa solidità anche sui mercati, risentiva molto meno rispetto ai lavoratori autonomi di questa crisi, perché la crisi attaccava i consumi. Qui il problema è che c'è un'azione combinata di queste cose, perché anche se io posso godere o potessi godere di uno stipendio di un certo tipo garantito, perché magari dallo Stato, dal parastato o da strutture che me lo garantiscono, non posso sottrarmi alla tassazione occulta dell'aumento della benzina. Non posso sottrarmi alla tassazione occulta dell'aumento delle bollette, perché che io sia lavoratore autonomo, imprenditore o dipendente dello Stato, quando accendo la luce consumo, punto. Allora, una delle voci più pesanti è questa, ed è insinuante, perché non è controllabile, perché non ci si può fare niente e perché difficilmente si riesce a rilevarla. Non è semplice dire rinuncio a il mezzo chilo di mele, come diceva la signora che abbiamo visto nella scheda prima, perché con quello che risparmio sull'altro mezzo chilo di mele devo coprire l'aumento dei costi della benzina o della corrente elettrica. È un grosso problema. La tassazione anche specifica delle amministrazioni locali, come prima si accennava alla imposta sui rifiuti, asporto di rifiuti solidi urbani, diventano difficilmente giustificate, non giustificabili, difficilmente giustificate di per sé stesse, perché sono dei numeri che non hanno dei riscontri reali, che sembrano fatti a caso,
che sembrano dettati dalla necessità di rispettare i piani di stabilità delle amministrazioni più che dall'effettiva necessità di copertura dei costi del servizio. Sono quelle che il cittadino capisce anche meno. Sono quelle che il cittadino fa più fatica a capire, perché l'abitudine degli anni che io definisco di ubriachezza molesta, cioè quelli che sono andati dal 2001 al 2007, e poi magari se avrò modo e se entreremo nell'argomento spiegherò perché dico questa cosa, sono gli anni che ci hanno abituato a fare una cosa semplicissima che era l'addebito in conto corrente delle bollette. Arrivava la bolletta a casa, la mettevi in cassetto, poi tanto i soldi in banca c'erano, la banca in automatico pagava. Nessuno si è mai reso conto di quanto spendeva ogni dell'effettiva mese. spesa e soprattutto dell'incremento tendenziale di questa spesa. Beh, possiamo dire che lo stesso meccanismo si innesca anche con l'utilizzo della carta di credito, del bancomat, comunque lì, se che vuole, insomma, è auspicabile in alcuni casi per la tracciabilità e tutto, ma effettivamente fa perdere il senso del... Ci sono degli strumenti di questo tipo, io poi insomma, dovrei essere anche qualcuno che qualcosa ne sa, visto che in parte è il mio lavoro. Ci sono degli strumenti di questo tipo che rasentano la delinquenzialità, nel senso che è come dotare un ragazzo, magari giovane, di una carta di credito cosiddetta revolving, cioè io oggi spendo e poi un po' alla volta rimborserò, vedremo come, vedremo quando, è come mettere un'arma carica in mano a un bambino, la stessa cosa. Un po' perché chi è oggi ragazzo giovane, quindi non più adolescente ma non ancora un uomo, non ha avuto modo di vedere, di vivere, generalmente stiamo generalizzando, quindi attenzione con tutti i distinguo del caso, i periodi in cui si doveva necessariamente fare anche attenzione a quello che si spendeva, e un po' perché l'abitudine è quella di dire intanto oggi faccio, poi domani mattina quando mi alzo vediamo un po' cosa capita. E su questo tipo di strumenti bisognerebbe che ci fossero dei controlli diversi da quelli che ci sono. Borsari, la fermo perché forse non ci sono controlli a livello familiare, però la Lega Coop in un qualche modo ci ha pensato. In questa serata noi stiamo giustamente cercando di capire quanto la crisi ci sta consumando, però a volte per fortuna ci sono anche delle strade percorribili per sfuggire un pochino alla crisi. Parte di queste strade si chiamano una cultura diversa del consumo. La Lega Coop si sta occupando di questo, insomma, nell'impossibilità di poter far lievitare i soldi nel portafoglio si insegna un po', soprattutto ai giovani, se non sbaglio in un progetto padovano, come spenderne meno. Ce ne parla un po'? Sì. Questo giusto, mi scusi Volpato, non per fare demagogia, per dire bisogna essere tutti più buoni e consumare meno, ma per far capire che comunque una parte della cultura dei consumi parte proprio da quello che diceva Borselli, quindi dalla capacità di capire il valore del denaro. Certo, bravo. E in effetti è dal 2004-2005 che la Lega Consumatori sta lavorando sulla formazione, in particolare a livello scolastico, di ragazzi per far crescere una consapevolezza sia sui diritti che abbiamo come consumatori, ma anche sulle scelte che possiamo fare relativamente ai consumi, che sono scelte critiche. Cioè anche per esempio questo prodottino qui, Sparagnare, si chiama anche proprio Sparagnare. Si chiama proprio Sparagnare. Chiedo scusa alla regia, mi avvicino. Ecco. Sparagnare, sì, è vero. Questo è un prodotto rivolto ai consumatori per consumare meglio, per consumare il chilometro zero, per consumare, cioè fare dei ragionamenti sul tipo di acqua che decidi di consumare, sul fatto di cambiare spesso o meno spesso il telefonino, perché vuoi il prodotto sempre di ultima generazione. Ecco, quindi noi si sta da diversi anni puntando sull'educazione al consumo. Ma com'è questa generazione? Attenta a queste cose? Ma i ragazzi delle sono ragazzi delle superiori. Cioè, è un progetto che va avanti da 7-8 anni. Almeno una generazione l'avete educata. I ragazzi sono interessati, rispondono a questi... Volpato, posso chiedere, scusami Giulia, provocatoriamente, basta oggi consumare in maniera intelligente, cercare di risparmiare, aiuta sicuramente, ma basta oggi di fronte alle difficoltà concrete che stanno attraversando le persone? Secondo lei
O servirebbe qualcosa? Io non so se cambio taglio al discorso che stiamo facendo, ma non è che la crisi, cioè chiaramente la crisi colpisce di più chi è senza lavoro, cioè la crisi si chiama mancanza di lavoro. Assolutamente. Perché cioè, forse il pensionato il pensionato ha un reddito fisso, sta attento alle spese. Adesso sì, forse spende, sta più attento, non so se... Diciamo che è più obbligato anche. Ecco, sì, perché forse in questi casi ci si trovava di fronte a pensioni anche basse, no? Però... A meno che uno non faccia il consigliere regionale. Ma se no... Non apriamo, ne parleremo la settimana prossima, già anticipo invece l'argomento. C'è chi dice sui nostri sms che c'è bisogno di una protesta nazionale, di scendere in piazza. Grillo dov'è in questo momento? Scrivono Barbara e Marco, provocatoriamente. Forse serve una coscienza maggiore dei diritti che le persone hanno e che forse vanno rivendicati, magari non basta neanche questo, però. Cioè la gente in questo periodo secondo me si sta rendendo conto di quanto è importante lavorare, è una cosa fondamentale, certo, cioè non manca, cioè, non si lamenta si lamenta più del fatto che non ha cioè che è in cassa integrazione, che è in disoccupazione, che ha ridotto la spesa. Siamo assolutamente d'accordo. Questo non è un ha taglio futuro, che abbiamo... perché non c'è futuro. Certo, evidentemente i problemi grossi della crisi stanno altrove. Noi stiamo analizzando in questa prima puntata dell'anno, ci saranno altre piazze in cui declinare la crisi in tutte le sue varie accezioni. Del lavoro ne abbiamo parlato tantissimo l'anno scorso, quest'anno volevamo cominciare dando un taglio diverso, guardando proprio dentro il portafoglio dei veneti e capire quanto spendono, se spendono e come è cambiato il loro modo di spendere e di consumare, visto quello che ci sta accadendo attorno e parte di quello che ci sta accadendo attorno purtroppo non dipende da noi, parlando proprio di bollette. Non potendo rinunciare a pagare le bollette ci stiamo anche chiedendo, ma allora a cosa si rinuncia? Carlo, poi c'è anche un altro fenomeno, che sono i stessi comuni e i servizi sociali che ti mandano certe persone, come capita a noi all'Adico spesso, perché non sanno come poterle aiutare, non hanno più le risorse e invitano le persone a rivolgersi a noi per trovare una soluzione, magari per non pagare le bollette o certi conguagli, perché poi magari con rateizzazioni e altre cose comunque si sperano di risolvere il problema. Quindi Carlo, ripetiamo una cosa importante anche ai nostri telespettatori: spesso c'è un modo, c'è un compromesso per riuscire a pagare o a rateizzare le bollette, ma la gente non lo sa. Allora, io dico una cosa, le bollette bisogna pagarle, non possono pensare che andando presso l'associazione dei consumatori le bollette non si pagano, si possono trovare delle soluzioni comunque quando si individuano delle problematiche sulle bollette e si possono rateizzare, come hai detto. Bisogna stare attenti agli addebiti, perché molte volte ci sono persone che si trovano gli addebiti in conto prima che arrivi il cartaceo e con tutte le problematiche. Adesso io volevo un attimo sottolineare un fenomeno che noi abbiamo rilevato anche un po' di tempo fa come Adico, soprattutto in questa fase di crisi, dove avevamo chiesto alle famiglie anche quali strategie stanno cercando di adottare per cercare di arrivare a fine mese, perché adesso le famiglie stanno adottando delle vere strategie, perché i soldi fondamentalmente non ci sono più, al di là che bisogna tenere presente che nell'ultimo anno e mezzo gli italiani hanno subito 5 finanziarie, 3 per effetto del governo Berlusconi, 2 per effetto del governo Monti. Ci sono le finanziarie nazionali, poi sappiamo ci sono quelle regionali, provinciali, comunali e quant'altro. C'è un dato che era stato diffuso da Banca Italia come le ultime finanziarie dal 2008 al 2011, senza contare quindi del 2012, hanno assorbito tutti gli aumenti salariali degli ultimi 10 anni. Quindi siamo notevolmente sotto come capacità di acquisto che avevamo 10 anni fa. Per quanto riguarda le strategie, abbiamo mai la sensazione, se non il dato acquisito, che le famiglie stanno cambiando le abitudini a tavola, ma non fanno più prevenzione sanitaria, le famiglie vanno sempre meno dall'oculista, vanno sempre meno dal dentista, evitano di fare sempre più... fanno sempre meno i controlli che una volta facevano, i banali esami di sangue, perché tutto è diventato un costo. Pensiamo Carlo, che adesso si paga anche l'ambulanza. Federfarma, spesa farmaceutica in Veneto ridotta dell'11,5%, non ci si cura più, non si fa più prevenzione, quindi per assurdo siamo
praticamente morti di benessere, adesso ritorneremo a star male. Sì, questo è un po' il problema. paradosso. Qualcuno ha cercato di addolcirci la pillola dicendo che abbiamo vissuto un po' al di sopra delle nostre capacità. In realtà questa è una crisi che secondo me non abbiamo ancora capito fino a che punto ci travolgerà, perché sicuramente non siamo più in grado e non abbiamo neanche più i mezzi per poterla per venirne fuori, se non quella di individuare delle strategie, come ho detto poco fa, che per esempio mai come in quest'ultimo periodo sta tornando il baratro. Oggi noi abbiamo ditte e persone che ci stanno dicendo che sempre più frequentemente ricorrono al baratto. Cioè... Sentiamo il professor Spano se si sono riscoperte queste cose, soprattutto se è d'accordo con la visione, con la critica di Garofolini, presidente dell'Adico, che in realtà non è vero che si è vissuto al di sopra delle proprie possibilità, ma si è vissuto come si è vissuto. Cioè, qual è stato il comportamento del consumatore negli ultimi anni? È vero che è stato eccessivo e adesso si sta davvero ritornando a forme un po' antiche di consumo? Allora, che nel nostro paese, ma anche a livello internazionale, ci siano delle esperienze diverse, questo è fuori discussione. Che da un punto di vista culturale, non in maniera esplicita, come l'ascoltatore che dice scendiamo in piazza, che già manifesta, come dire, una presa di coscienza e propone qualche cosa. Ma in maniera implicita io penso che ognuno di noi in qualche modo cerca di ritrovare un significato a questi comportamenti. Il consumo è qualcosa di estremamente importante. È diventato invece un oggetto di consumo, il consumo che esce dalla nostra vita, dalla nostra esperienza, supera, come si diceva anche prima, i nostri bisogni, quelli veri, reali, no? Siamo come parlati da altre parole, quelle della pubblicità, degli altri messaggi, dei messaggi sonanti. Oggi oggettivamente per questa crisi queste allucinazioni, a mio avviso, stanno perdendo di significato. No, non solo scemano, diminuiscono, ma perdono di significato e questo è estremamente importante, non è un fatto passivo. Il fatto che si consumi meno deve diventare, a mio avviso, cultura condivisa, che però non può fermarsi al consumo, deve, a mio avviso, proiettarsi verso una realtà sociale, un modello sociale e contemporaneamente economico diverso. Vorrei accennare a una specie di slogan. A Venezia la settimana scorsa è stato celebrato un grosso convegno internazionale portato avanti da chi... Sulla decrescita felice. Sulla decrescita, eccetera. Ma Serge Latouche, che è un grande, mi permetto di dire anche un grande amico, e dice né crescita né austerità. Qui si parla, ed è questo a mio avviso il gesto di salute, che la gente a mio avviso ha già implicitamente, dicevo prima, capito. Si tratta di portarlo in piazza. Lui parla di, e io sono completamente d'accordo, di una abbondanza frugale, non l'austerità, un'abbondanza frugale però, che faccia meno del superfluo, che faccia meno dell'indotto, no? Che faccia a meno anche di falsi consumi. Faccio un esempio, io rimango scandalizzato del fatto, anche mio figlio limite, che prende e va a vendere in piazza dei signori un libro di testo. Il libro non è solo un consumo, no? È parte di te, è il tuo, è qualche cosa che ti sostanzia, no? È come la mela della signora piuttosto che qualcos'altro. E oggi si perde il significato di queste cose. Io, non perdendolo, ho una bibliotechina di 18.000 libri. Ecco, capisce? 18.000 libri contro... Non è un lusso. Beh, vabbè, certo, ma sì, in una vita, sì. 18.000 libri. Certo, ho cominciato io negli primi anni del 60, in 50 anni 18.000 libri. Ecco, perché sono un bene prezioso che vanno al di là. Visto che ha accennato, scusi se la interrompo, professor Spano, ai figli. Un nostro telespettatore è su Facebook, siamo anche su Facebook, cercateci, insomma siamo anche su quella piattaforma, oggi scriveva questo commento, volevo farglielo commentare brevemente perché poi tra pochissimo andremo nuovamente in pubblicità. Parlava a suo padre e diceva: voi ci avete fregato perché ci avete fatto crescere con un sogno di sicurezza e di benessere.
essere per dirci all'improvviso che non lo potremo più realizzare. Voi almeno ci avete provato e avete potuto sperarci. È terribile questa frase, secondo me. Come la commenta? Non è colpa dei genitori, ci mancherebbe altro, però forse effettivamente una responsabilità c'è, esatto, magari questo anche potremmo discuterne in realtà. È una bella riflessione, no? Non semplice, perché come diceva il rappresentante dell'ASCOM, cioè, c'è molta carne al fuoco, si può proprio usare questa parola, e quindi diventa complessa la cosa. A mio avviso questo è l'indice di una cultura che deve modificarsi. Non è vero che noi abbiamo... Io, per esempio, da giovane non ho sperato in questo, ho sperato in una società diversa, più giusta, più equa, più solidale. Sono le cose che cerchiamo adesso. No, competizione, basta con queste cose. È l'offesa all'uomo, all'umanità, no? L'uomo è il lupo all'uomo, lo diceva Hobbes, cioè la competizione, no? È la collaborazione, è la condivisione dei progetti, no? È la solidarietà che anima questi giovani, certo. E cercano questo, cose che noi abbiamo, come dire, iniziato a pronunciare, che questa società ha macinato e disintegrato e digerito e che oggi devono venire alla luce con prepotenza. Giulia, ci sono molti sms, magari poi cercheremo di darne lettura. Sì, ma però ti fermo perché vedo che c'è una telefonata. Sì, molti sono arrabbiati con la politica, comunque i nostri telespettatori sono arrabbiati con la politica, che è un po' la causa di tutti i nostri mali. Sentiamo se anche il nostro ascoltatore al telefono è arrabbiato con la politica. Pronto? Buonasera. Buonasera, è un'ascoltatrice. Prego. Stanca di sentire su tutte le televisioni di questa crisi, che c'è, per carità, questo non metto minimamente in dubbio, però insomma si fa del terrorismo una cosa che non si dorme neanche più la notte per paura che non si possa più mangiare. No, le dico la sincera verità, un po' di ottimismo bisogna anche dare alle persone, perché sennò cosa facciamo? Ha perfettamente ragione, infatti nella seconda parte della trasmissione noi chiudiamo in casa e non usciamo più. No, perché... no, hai ragione, no, non è nostra volontà fare del terrorismo. La crisi c'è, bisogna... Esatto, è anche un dato di fatto però. Però mettiamoci anche un po' di ottimismo. Certo. No, anzi c'è la crisi, ma fra 2 o 3 mesi saremo nell'astrico. Da dove ci chiama, signora? Da Crocetta del Montello. Da Crocetta del Montello, quindi zona bellissima nella Pedemontana, grazie. Credo che siamo in pubblicità, però in realtà ringraziamo la signora perché questa telefonata ci dà la possibilità di anticipare come proseguirà il nostro dibattito questa sera a Fatti Nostri alla piazza. La crisi ci consuma? Sì, no, al momento sembra di sì, ma chiaramente ci sono anche delle soluzioni, tra poco ve le proporremo. Rimanete con noi, a tra pochissimo. Bentornati a Fatti Nostri la piazza. La crisi ci consuma, ce lo stiamo chiedendo, stiamo cercando anche di rispondere, ma anche di dare delle proposte su come affrontare questo periodo sicuramente difficile, lo è di più per chi ha perso il lavoro e quindi anche per le molte famiglie che sono tornate ad essere monoreddito, anche questo è un dato di fatto. Lo chiediamo anche a voi però al 392 666 0099 oppure se volete intervenire in diretta 049 84 81 984. Io Giulia darei lettura di un po' di sms anche perché sono molti appunto e anche con molti spunti, casomai poi vediamo a quali rispondere. Però sentiamo la nostra piazza virtuale. Esatto, la nostra piazza virtuale. Si parla anche di crisi immobiliare. Sapete quanti appartamenti ci sono a Treviso tra quelli da vendere, tra imprese e privati? Oltre 4.000. A fine anno ci sarà un accaporetto del settore immobiliare, ci dice Danilo da Treviso. La crisi si sente, non si sa più rinunciare, ne parlavamo anche fuori onda, è un verbo che dovremo imparare di nuovo. Io acquisto su internet, Amazon, Groupon, eBay, diamo anche qualche nome, ma insomma è arrivato via sms, e molti altri siti dell'e-commerce. Mi aiuta molto, dice Paolo di Torreglia. Ancora, la crisi tra l'altro dipende dal debito pubblico, si potrebbe estinguere facendo pagare in proporzione al capitale che ognuno ha la propria quota parte, dice un ascoltatore. Chi ha tanto paga tanto, chi ha poco paga poco o niente. È un po' la patrimoniale, esattamente. Abbiamo già visto che non ha esatto, ridiamo lavoro alle migliaia di persone che in questi anni, in questi
questi 3 anni lo hanno perso e il governo sostenga le imprese, ci dice Luca da Montebelluna. Il professor Spano ha ragione, Latouche e Massimo Fini dicono queste cose da anni, molti però li prendono in giro come oscurantisti. Anche la Chiesa avrebbe molto da dire al riguardo, ci dicono Barbara e Marco. Insomma, questi sono alcuni degli sms che sono arrivati. Continuate a scriverci, 392 666 0099 è il vostro di parere, quello che davvero ci sta a cuore. Torniamo anche in piazza velocemente. Torniamo in piazza perché Cristina Pagnin è scesa in piazza, una piazza reale. Giochiamo molto tra il nostro studio che vogliamo addobbare come una piazza, voi che siete la nostra piazza virtuale, la piazza reale, a cui appunto è stata Cristina Pagnin a interrogare altri consumatori su come affrontano questo periodo economicamente parlando. Sentiamo. Nelle spese dei vestiti, delle borse, queste cose qui si possono eliminare, però sul mangiare si guarda dove si può risparmiare e allora si va dove si risparmia. Dove va a fare la spesa? Io vado sempre al mercato. Sono 50 anni che sono qui e il mercato non l'ho mai perso un giorno perché facendo bene i conti si risparmia alla fine del mese. Quindi i prezzi al mercato sono più bassi? Sicuramente. E la qualità? Beh, io vado dove che vedo che è bello. Se è bello lo compro, se non è bello non compro. Senta, ma e qual è la spesa più grossa per una famiglia, per la sua famiglia per esempio? Oddio, la frutta e la verdura più che altro. Ma anche fuori dal mangiare, la macchina, le bollette, cos'è che vi costa? No, macchina, bollette, io non ho macchina e le bollette. Lei è in bici? Io sono in bici perché questa è la mia 600. Si tenta di risparmiare? Si tenta di risparmiare tantissimo. Dov'è che lei risparmia? Bah, adesso si fanno i risparmi nei grandi centri commerciali, si fanno i risparmi magari nei negozi a poco costo o addirittura avendo magari chi ha più bambini va a comprare roba di seconda mano. Esatto, 2 bambini costano tanto. Esatto, avendo 2 bambini comprare tutti gli attrezzi, quindi si cerca di risparmiare tanto. È una bella somma, insomma, due figli costano. 2 figli costano, infatti adesso per dire noi siamo ritornati facendo modello ISE proprio per risparmiare perché asilo per entrambi costa tanto. La macchina ce l'ha? La macchina ce l'ha e si pensa di risparmiare anche su quello perché la benzina costa tanto, quindi cerchiamo di risparmiare anche su quello. E quindi magari anche insomma farne a meno? A meno non si può perché la macchina serve, però adesso quando compri una macchina non pensi di bellezza, è una cosa esterna, ma pensi al consumo. Preferisci spendere magari di più su una macchina, però consumare di meno, tipo il gas a metano o qualcosa così, impianto. Senti, secondo te la crisi quando finirà? La crisi quando finirà? Ma sicuramente non è nella nostra vita, speriamo che nella vita dei nostri figli sarà molto meglio. Mamma mia, chissà quando finirà questa crisi. In realtà prima una nostra telespettatrice ci ha chiamato e ha detto ma insomma non fate allarmismo anche voi. Io voglio chiedere ai miei ospiti questa sera se effettivamente anche tutta questa preoccupazione, anche quella che in realtà di cui ci siamo ammantati un po' noi questa sera è giustificata, però mi è sembrato comunque nell'ultima ora, anzi nella prima ora del nostro dibattito, che in un qualche modo però i dati ci siano. Borselli, io so che tra l'altro parlavamo prima degli sms che riguardavano gli appartamenti sfitti o comunque le case sfitte a Treviso, lei ha qualche dato su Padova, si è associato un termine che è caporetto, concorda o in realtà è addirittura peggio? Se dovessi usare un paragone di questo tipo, più che parlare di una Caporetto, parlando dell'immobiliare, parlerei del risveglio da un sogno e spiego che cosa intendo dire. In termini meramente statistici, ma con numeri che sono numeri reali, effettivi, sostanzialmente la conta degli atti di compravendita che si fanno anno per anno, per cui non sono dati che si possono interpretare o che possono dipendere dagli umori di qualcuno. Uno si reca in conservatoria dei registri immobiliari, peraltro un ufficio pubblico al quale può accedere chiunque, e perché la pubblicità immobiliare è sancita codicisticamente in Italia, e conta quanti sono stati gli atti di compravendita. Allora, dal 1984, primo anno di rilevazione effettiva di questo tipo di meccanismo, fatta da quello che all'epoca si chiamava Catasto, che oggi si chiama Agenzia del Territorio, che probabilmente già da domani cambierà nome un'altra volta,
fino al 2000-2001 il numero delle compravendite immobiliari in Italia è rimasto compreso in un intervallo che andava più o meno dalle 450 alle 550.000 compravendite anno, no? Con le oscillazioni tipiche di tutti i mercati, no? L'anno che va di più, l'anno che va di meno. C'è stato un problema a cavallo dei primi anni 90 legato a Mani Pulite, per cui... Ma diciamo che tra il 2001, quindi per 16-17 anni, questo è stato il trend. Lo era anche da prima, ma lo possiamo certificare da quella data. Attorno al 2001 questo numero di compravendite ha cominciato a lievitare, per arrivare al 2007 a sfiorare le 930.000. Cioè in 6 anni, ed è per questo che io prima parlavo di ubriachezza molesta, il numero delle compravendite in Italia è pressoché raddoppiato. Sto usando dei termini impropri, se c'è qualcuno all'ascolto che ne capisce di questa cosa dirà, lo sta dicendo Borselli, perché io dovrei parlare di numero di transazioni normalizzate, che significa una cosa leggermente diversa, ma semplifichiamo. Noi la ringraziamo per usare un termine che semplifichiamo possa in modo capire che sia più chiaro quello che sto cercando di dire, perché poi se io sposto questi numeri di un termine percentuale del 10% e lo applico a tutti i numeri, no, il risultato finale non cambia di nulla. Dal 1 gennaio 2007, qui veniamo a Padova e provincia, al 30 giugno del 2008 il numero delle compravendite, quindi il numero degli atti stipulati, è crollato in 18 mesi del 49,8% in provincia e del 51,3% nella città. Dal 2008, 2007, 2008 ad oggi, passato diciamo questo crollo, questo scivolone, il numero delle transazioni immobiliari bene o male si è attestato, sta diminuendo, ha continuato a diminuire fino al 2011, tenendo conto però del fatto che nel 2011 a livello Italia abbiamo chiuso a 530.000 compravendite, a livello Veneto abbiamo chiuso ai livelli del 2008, per cui bene o male, no, siamo rimasti lì. Qual è il problema vero? Il problema vero è stato il primo semestre di quest'anno rispetto al primo semestre dell'anno scorso, perché dati ufficiali pubblicati proprio l'altro ieri dall'Agenzia del Territorio, quindi le rilevazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare del Ministero delle Finanze, sul quale si può dire tutto contrario di tutto, si può discutere. Io sono un componente della commissione mista, quindi insomma no, li ho visti prima i numeri, ed è per quello che sono dimagrito di alcuni chili in questi ultimi giorni, vede diminuire il numero di compravendite del 46% nel primo semestre di quest'anno rispetto al primo semestre dell'anno scorso, con una contrazione devastante dei mutui pari al 25,4-25,6%. Siccome però non dobbiamo fare terrorismo, io sono perfettamente d'accordo con l'ascoltatrice, con la telespettatrice di prima che ha chiamato in diretta, io dico una cosa diversa e dico, siccome sempre parlando in termini statistici, ma su rilevazioni però effettive dei dati, il mercato immobiliare si muove con un andamento sinusoidale, cioè con una curva fatta a S adagiata, che vede mediamente, ma questo però da 100 anni a questa parte, che vede mediamente il periodo di crescita, di incremento del mercato durare 5-7 anni e 3-5 anni il periodo di crisi, 5-7, 3-5, 5-7, 3-5. Questa è la media. Adesso va di 6 mesi in 6 mesi invece. No, il problema è che per fortuna siamo arrivati al quinto anno. Allora non può che migliorare. Quindi c'è la risposta all'ultima... Perché in termini statistici, in termini storico-statistici, siamo arrivati alla fine della curva. Da qui non si può fare altro che salire. Insomma, questa è una buona notizia. Almeno no, chiaramente in io termini... sono andato 15 anni a lavorare prima di andare in pensione. Una motivazione me la devo dare da qualche parte, no? Perché sennò, assolutamente. E soprattutto chi magari in pensione non ci andrà mai come noi, esatto. Poi... Ma qui si aprono, chiaramente è molto difficile parlare di crisi del momento economico e anche sociale che stiamo vivendo senza andare a toccare un po' tutti gli ambiti. Noi ce ne rendiamo conto, questa sera abbiamo scelto un taglio magari un po' diverso. Posso aggiungere una battuta di 10 secondi e qualcuno si lamenta della politica dei costi ancora. Sì. Noi abbiamo da mesi è il nostro tumore. Noi abbiamo da mesi uno striscione fuori dai nostri uffici dell'Ascom alla Cittadella che recita basta soldi alla casta e più risorse alle imprese.
è un'offensione di alcune decine di metri. Si è ricandidato anche il nostro Premier Monti, ha detto che si rende disponibile, quindi avremo un altro governo tecnico. Finché non li votiamo questi personaggi non possiamo neanche decidere chi mandare a governarci, quindi è un altro capitolo. Ne parleremo tra l'altro venerdì prossimo. Fiscalizzano anche il dodicesimo, non solo delle imprese. Non solo, comunque ne parleremo la Posso la interrompervi? Perché ne arrivano molti, quindi do un po' lettura. Uno sviluppo a misura d'uomo, democratico, ecocompatibile, condiviso e solidale. Essere o avere, slow o fast, ci dice Luca di Torre di Mosto. Anche questa è una scelta. Piuttosto che qualcuno dice abbiamo iniziato a coltivare l'orto, a fare la pasta in casa, a prendere i prodotti a chilometro zero. Anche questo aiuta, Federica di Martellago. E un'altra ascoltatrice, anzi Tiziana, ci dice meno ristorante, meno abbigliamento, riciclo, baratto e scambio. Ecco come si supera la crisi. Ritorniamo riciclo, baratto e scambio, no? Io torno a provocare il mio uditorio, in realtà utilizzando una domanda che è venuta in mente a Morselli prima di me. Mi sembra una domanda interessante, in realtà era una provocazione nei confronti del professor Spano. La chiamiamo decrescita, non è che diciamo in modo molto più banale, è un nome diverso per chiamarla miseria, insomma stiamo ritornando a questo. Va bene, su questo chiaramente ci sono molti equivoci. Allora, io risponderei in una maniera molto semplice. Si prendono i testi del professor Latouche e li si leggono. E si potrà capire che cos'è la decrescita. E non è questa banalizzazione volgare e infamante. Questa è idiozia, quella che lei ha espresso, non lei personalmente, ma ha portato come documentazione. La decrescita è una visione del mondo, non è un modello economico, è un modo diverso di concepire la realtà, è la saggezza di alcuni messaggi che stanno arrivando, è un modo di capire che quella che è la malattia è questa crescita, perché questa è la crescita che ha portato a questa crisi. E non mica è venuta dai lavoratori questa crisi, è venuta da un sistema che ha gonfiato se stesso per poterne profittare meglio e non tiene più i confronti con la storia. È venuta meno un'equazione fondamentale, che è questo sistema si sarà retto su qualche cosa, ce lo dobbiamo chiedere oggi. Diamo per scontato che è naturale imperituro, col cavolo, perché allora anche l'Ancien Régime non avrebbe avuto una rivoluzione francese. Ma l'Ancien Régime era molto più violento, no? Molto più poliziesco di questo sistema. Eppure gli hanno tagliato la testa, anche un po' violentemente, no? Altro che solo lacrime e sangue, un po' di più. È venuta meno la coincidenza tra interessi privati e interessi collettivi. Cioè a dire, fate i miei interessi, ed erano quelli del capitale allora produttivo, e anche qui bisognerebbe fare un ragionamento, per cui fate i miei interessi e starete bene anche voi. Questa equazione è fallita, questo è il problema strutturale. Una provocazione per uno, questa era la provocazione per il professor Spano. Un attimo, sì. Elena, per Borselli invece chiedo questo: come rispondere a questa ovvietà? È chiaro che uscire da questo pantano in cui ci troviamo, per uscire da questo pantano non possiamo ripercorrere le stesse strade che ci hanno portato a questa situazione. Quindi è evidente che ci devono essere delle strade diverse. Quali sono queste strade? Allora, se vogliamo fare con una battuta una stigmatizzazione di carattere puramente teorico, quello che è venuto a mancare, che sta mancando in questo momento, è il rispetto. Il rispetto per le posizioni, il rispetto per il lavoro, il rispetto per le posizioni guadagnate quando le si sono guadagnate onestamente. Se noi riuscissimo a riacquisire il rispetto nei confronti dell'altro, chiunque esso sia, molto probabilmente acquisiremmo anche una capacità differente di creare quei meccanismi che spontaneamente si stanno creando, che sono le aggregazioni, che sono le collaborazioni di altro tipo, che sfociano nel baratto, sfociano, no? Ma questa mancanza di rispetto non è sistemica a quello che stiamo vivendo, a quello che abbiamo creato? Io ritengo di no. Ritengo, ma è una mia impressione, che sia un comportamento indotto dalla troppa facilità di circolazione del denaro che c'è stata fino a un po' di anni fa e dalla assoluta incapacità di chi aveva il denaro e lo dava a qualcun altro di spiegargli con esattezza di che cosa si stava trattando. Mi spiego con un esempio. Uno dei più grossi problemi che abbiamo, e che è anche una delle spiegazioni di quell'incremento delle compravendite di cui parlavo prima nel settore immobiliare,
io ci lavoro da quasi 30 anni, da qualche mese, è stato il fatto che per un lungo periodo di tempo, quegli anni ai quali accennavo prima, c'è stato fino una punta massima di quasi il 30% di tutte le compravendite che si facevano in Italia erano compravendite effettuate con mutui, famosi mutui subprime, cioè con un'erogazione di denaro che esorbitava il valore del bene che si dava in garanzia, quindi si davano più soldi a chi comprava la casa di quanto non valesse la casa effettivamente, e questi soggetti erano soggetti in genere extracomunitari. Non è un discorso razzistico, sono dati. Perché questo è stato un problema? Perché abbiamo finanziato moltissima gente, molto al di là delle sue capacità di restituzione, e soprattutto moltissimi soggetti che non avevano radicato nel loro animo l'amore folle che ha l'italiano per il mattone. Noi in Italia per il 73-74% abitiamo in case di proprietà e siamo l'unico paese al mondo ad avere percentuali di proprietari di immobili di questo tipo. Borsari, le chiedo di arrivare po'... Arrivo rapidissimo. Abbiamo cercato di spostare, no, questo che era il nostro modo di essere su qualcuno che invece così non la pensava. Allora che cosa è successo? È successo che a un certo punto questi soggetti che non hanno più avuto la capacità di pagare il mutuo, che non hanno più avuto il problema di dover trovarsi un lavoro per far fronte a debiti contratti, ma senza nemmeno avere la consapevolezza di averli contratti, quei debiti, invece che suicidarsi come molti degli imprenditori, 20 dall'inizio dell'anno solo nel Veneto, hanno pensato bene di mollare lì. E quindi sono rimaste delle case strapagate, che non valevano forse metà di quello che era il debito che c'era sopra, aggravando la posizione delle banche, le quali per difesa hanno dovuto chiudere qualche altro rubinetto per fare fronte anche a questo tipo di danno. Stiamo parlando di numeri da panico, e qui chiudo il mio intervento, perché parliamo dei più grossi gruppi bancari in Italia che si ritrovano ad avere sofferenze nell'ordine di alcuni miliardi di euro di valore erogato su immobili che non lo controgarantiscono più. Alcuni miliardi di euro. Ma le banche al momento non fanno molta pena, credo. No, sono le prime colpevoli di questa al momento crisi. Non credo che io non ho fatto, attenzione, io non ho fatto un ragionamento. Ci fanno molta io pena. non ho fatto un ragionamento per salvare il sistema. E tra l'altro in realtà io le chiedevo ma guardate, se mi date una serata intera magari riesco anche a fare un minimo di studio, ma in una battuta purtroppo si prende solo la panna della torta e il pan di Spagna rimane sotto. Come si esce da questo sistema? Si esce cambiando radicalmente l'atteggiamento che si ha nei confronti di questa situazione. Se ne esce facendo intervenire lo Stato, ma che deve essere però uno Stato consapevole di quello che fa. Facendo intervenire lo Stato, il quale con le risorse che ha o che trova e che potrebbe avere, i sistemi ci sarebbero, si dovrebbe fare carico di questo enorme monte di immobili che non è più gestibile nei sistemi ordinari, perché è gravato da troppi debiti, perché in condizioni di non poter essere ricommercializzato, e lo dovrebbe, fra virgolette, ripulire per rimetterlo sul mercato, magari sul mercato di chi non ha la capacità di sostenersi nell'acquisto o nella locazione di un'abitazione. Cioè, lo dico pesca e intendo il frutto e non una sfumatura di arancione. Bisogna passare attraverso meccanismi diversi da quelli che stiamo usando oggi, che sono gli saldi e stralci con le banche e le aste immobiliari. Bisogna ritornare a meccanismi che prevedano la confisca. Questa è la verità. Sì. L'azzeramento del debito e la confisca. Questo per quanto riguarda con la il gestione problema terza. immobiliare. È una soluzione radicale, è una soluzione per la quale io da domani sarò attaccato anche fisicamente, probabilmente sulle strade, ma è l'unica cosa che io vedo possibile. Perché altrimenti qualsiasi altro meccanismo che noi possiamo mettere in moto, e ce ne sono altri che potremo mettere in moto, probabilmente non ci lascerà il tempo di guarire. Stiamo curando i malati di cancro somministrandogli gli estratti di verbena. Magari guariscono, ma il cancro è più veloce. Sì, sta dicendo effettivamente delle cose pesanti, Borsari, a cui io chiedo magari anche a Volpato e a Garofolini di commentare e dire la loro, come si esce comunque da questa crisi. In parte Legacoop ha già risposto, adesso sto creando una nuova cultura del consumo. Non so se vuole argomentare meglio e spiegare soprattutto alla nostra telespettatrice quali possono essere i meccanismi per pensare positivo.
Ma guardi, io volevo solo fare una premessa, Sì. comunque. Parto da un intervento di Napolitano fatto poco tempo fa, dove dicevano che negli ultimi 10 anni nel settore immobiliare edile si è costruito l'equivalente della Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana, per cui banche e settore immobiliare comunque hanno contribuito anche loro in questa situazione, certamente a dire la loro. Poi per quanto riguarda le strategie, il consumatore comunque è l'unica cosa che in questo momento si sta adottando, perché fondamentalmente il consumatore sta subendo questa crisi. Sì, quello che mi preoccupa è comunque per quanto riguarda la strategia, c'è comunque qualcuno che viene ammazzato. Allora, Come facciamo a difenderci da innanzitutto uno strumento molto utile si sta rivelando internet. Certamente noi non possiamo proporlo a tutti, però abbiamo scoperto che internet è uno strumento in cui molte persone confrontano le offerte e cercano anche dove è conveniente comprare un prodotto rispetto a un altro, cercando anche di fare degli acquisti di gruppo, per esempio, di un tipo rispetto ad altri. Poi, per esempio, la formula magica è sempre quella di cambiare, ogni anno cercate di cambiare banca, conto corrente, cercate di cambiare la polizza RC Auto, cercate di non fidelizzarvi con il commerciante o con l'ente che eroga un servizio, perché abbiamo scoperto che cambiare più frequentemente possibile permette comunque al consumatore di poter proporsi in una condizione di anche contrattare un po' delle condizioni. Si dovrebbe cominciare a fare un po' gli arabi, cioè pretendere uno sconto alla cassa, perché poi scopriamo che comunque siamo tanto bravi quando andiamo all'estero a mercanteggiare, quando ci troviamo alla cassa non abbiamo il coraggio di chiedere un piccolo sconto. A provarci sempre. A provarci. Poi ci sono, per esempio, se è partiti qualche anno fa con la banca se si trova alla cassa Borselli qualche anno fa si era partiti con la banca del tempo, no? Io metto a disposizione del tempo, tu in cambio me ne metti del tuo. C'è chi ha cominciato a fare l'orto, a barattare addirittura i prodotti che coltivo e in cambio baratto dei servizi, ma addirittura sono le imprese che barattano dei servizi. Io che do dei servizi in cambio ne ricevo da te che ne vendi altri. Per cui in questo momento l'italiano si sta distinguendo molto per quella che è la capacità di barcamenarsi. Chiaramente sappiamo che l'hard discount ha sempre un ruolo importante come la grande distribuzione, è in difficoltà i mini market, però è anche vero che in questo momento di crisi si stanno sopravvivendo molto bene chi ha l'innovatività, chi dà un servizio di qualità che oltre al prodotto va anche in termini di assistenza. Bisogna cominciare a lavorare con qualità. Una volta, adesso mi scuso vedo lui, bastava fare 4 mura e un tetto, gli appartamenti venivano venduti. Oggi bisogna farli belli, in classe A, con dei requisiti, perché la gente, vedo che anche quando viene all'Adico, viene con una sentenza della Cassazione, sa già che problema, come dovrebbe risolvere il problema e cosa prevede la legge, perché il consumatore oggi si informa. Ma per fortuna. Per fortuna. Carlo, ti fermo perché so che abbiamo una telefonata in linea. Pronto? Buonasera. Sì, pronto, sono Ruben Moretto di Pordenone. Prego. Salve, innanzitutto io mi permetterei di cambiare un attimino il titolo, cioè questa non è una crisi, è un cambio d'epoca. Io sono molto ben informato, sono un imprenditore, 3 anni fa ho deciso di informarmi più di finanza, banche e tutto quello che ne consegue, perché noi imprenditori tante volte guardiamo sempre il lavoro e cercare di barcamenarsi come si può. Allora, sta un dato di fatto, abbiamo una finanza virtuale che vale 27-30 volte, non si sa quanto, il PIL mondiale. Virtuale, ripeto. Tutti i QE che hanno fatto le banche centrali, perché penso che molti giornali non abbiano dato notizia, sono andate in sincronia, tutte le banche centrali da Giappone e Inghilterra hanno fatto dei QE di liquidità ce n'è troppa, ma è tutta sulla finanza, derivati, CDS. Allora, noi ne possiamo parlare tutto quello che vogliamo tutta la notte. Il problema è che siamo in un cambio d'epoca, siamo in una bolla che è ancora più gonfiata, con pareti sempre più sottili. Allora, la mia domanda è questa. Il problema è non abbiamo una politica altamente sufficiente, lo vediamo per risolvere i problemi. Soprattutto il problema quando arriverà lo scoppio della finanza, nel senso, nessuno si è posto il problema, queste multinazionali, chi ci sta dietro, come si crea il denaro, cioè qua dobbiamo parlare chiari, se tutto circola intorno al denaro, io devo capire il denaro da dove viene fuori. Qualcuno mi dà una risposta? Io la so. Il 98% dei cittadini non lo sa. Il denaro chi lo crea? Le banche centrali? Chi sono le banche centrali? Allora, io vedo adesso quello dell'Ascom, no?
Io sono d'accordo con lei, no? Cioè, io sono d'accordo con tutti i discorsi che avete fatto, vi ho seguito, ma c'è una situazione molto grave, c'è una situazione innanzitutto di sovrapproduzione a livello globale. Noi stiamo producendo più di quello che consumiamo. Non possiamo pensare a una crescita sempre al consumo. Il consumo veniva fuori da un risparmio delle famiglie. Quando le famiglie risparmiano, sono sicure, hanno fiducia e consumano. Invece noi abbiamo cambiato la logica, dobbiamo spingere il consumo in questi ultimi 20 anni perché dovevamo tenere su questa bolla. Adesso lo sappiamo tutti quanti, chi è esperto, trader di borsa, che siamo vicini a uno scoppio di una bolla enorme e questo scoppio è globale, dalla Cina alla Russia, l'Occidente per prima, perché tutti hanno copiato il metodo americano, questo dobbiamo tener conto. Forse pochi sanno che il 6 settembre la Cina e la Russia cambiano il petrolio in yuan, moneta cinese, non più in dollaro. Diamo le notizie come stanno, vediamo di risolvere il problema, però dovete capire, il problema va risolto quando arriverà lo scoppio. Cosa facciamo per i cittadini? Quindi posso farle, mi scusi, una domanda, tornando a una telefonata che insomma è occorsa circa mezz'ora fa di una telespettatrice, di una sua collega sulla poltrona di casa che diceva ma insomma è inutile fare allarmismo, ma finirà questa crisi, non finirà questa crisi, secondo lei il peggio deve ancora venire, ho capito male? Allora, io sono, ripeto, molto informato, sono per telefono, quindi diciamo, non riesco a parlare come dovrei parlare, se sono in studio parlerei meglio. Il discorso è questo, il peggio deve ancora venire. Quello che stanno nascondendo lo sanno tutti, basta vedere la faccia di Monti, non serve guardare tanto, tante cose, sono molto preoccupati perché quello che hanno creato la liquidità, vedi il QE3 che ha fatto la Bernanke della Federal Reserve, crea soltanto una bolla sempre più grande con pareti, quando lei gonfia il palloncino, le pareti, man mano che lo gonfia, diventano sempre più sottili. Basta un ago, esplode e la tuonata sarà molto grande. Allora, grazie a questo ascoltatore di Pordenone, la bolla della finanza virtuale è un dato di fatto. In chiusura, prima di andare in pubblicità, un SMS velocissimo che dice moneta alternativa, basta pagare con l'euro. Magari poi ci rispondete subito dopo le pubblicità, restate con noi. Fatti nostri la piazza, la crisi ci consuma, stiamo cercando di leggere la situazione di crisi che stiamo inevitabilmente vivendo, questo è un dato di fatto, anche attraverso la lente dei consumi, che cosa abbiamo tagliato, dove spendiamo di meno, come spendiamo di meno. Diamo lettura a qualche sms che ci state scrivendo, in molti, vi ringraziamo, al 392 666 0099, meno consumi, meno produzione, meno investimenti, gli artigiani, i lavoratori autonomi falliscono, questo è un altro sms che è arrivato. Uno sviluppo a misura d'uomo l'avevamo letto già prima. A fine anno mi aspetta il pagamento delle tasse, IVA, contributi e varie, conto corrente che andrà in rosso, ci dice Alessio di Tiene. Vogliamo capire che il debito pubblico e la politica di questo passo la crisi sarà sempre più grave. Oggi ci sono molte piccole aziende che dovranno chiudere per credito, ovvero non riescono a incassare i crediti. La decrescita è possibile se si sta crescendo, qualcuno ci scrive, professor Spano, non se si è in stallo o in difficoltà come ora. Questo magari poi a questa Silvia risponda lei. La limitazione alla circolazione del denaro corrente era davvero è un passato oscurantista, ora però il nostalgico Napolitano lo sta reintroducendo e questo è chi non è d'accordo sulle uscite di Napolitano. Questi un po' gli ultimi sms che sono arrivati su come anche i nostri telespettatori stanno vivendo questo momento di crisi. Fatecelo sapere in quest'ultima mezz'ora, anche se volete in diretta, 049 84 81 984. Telespettatori e la nostra piazza virtuale molto arrabbiata, la sentiamo stasera abbastanza, molto preoccupata, del resto lo siamo anche noi, la crisi la stiamo vivendo tutti, vogliamo sottolinearlo. Prima della pubblicità abbiamo ascoltato un telespettatore che ci ha fatto una telefonata lunga e anche molto interessante, si parlava di finanza, si parlava di una bolla speculativa che
secondo questo telespettatore, dice di essere ben informato, un imprenditore di Pordenone, tra poco scoppierà, quindi in realtà dal suo punto di vista il peggio deve ancora arrivare. Noi in quest'ultima mezz'ora cerchiamo però di capire dal nostro uditorio qui all'interno degli studi di Telechiara, la nostra piazza, se in realtà una strada per uscire c'è. Volpato, mi venga in aiuto lei della Lega Coop delle Acli, voi che una strada l'avete tracciata, cioè è tutto così buio o in realtà c'è un modo, almeno individuale, per ogni singola famiglia di affrontare al meglio questa crisi? Noi sappiamo che ci sono delle spese che non possono essere tagliate, come le bollette, ci sono purtroppo degli eventi che capitano, come la perdita del lavoro che purtroppo non può essere evitata laddove capita, quindi come affrontare però queste cose? Io credo che le persone questa crisi la stanno vivendo facendo delle scelte che prima probabilmente non facevano, perché i consumi, cioè perché prima si consumava, non c'erano questi problemi. Cioè la gente sta decidendo se comprare o se non comprare, dove andare a fare la spesa e quindi si sta difendendo. Dietro c'è necessità, ma credo anche un po' di saggezza, perché penso che effettivamente la gente è anche preoccupata, sì, comincia a mettere qualcosa da parte, mentre prima questo problema non c'era. Ma questo mettere qualcosa da parte, ritornando a quello che diceva Borselli più o meno 2 ore fa parte di un comportamento virtuoso che si è recuperato o fa parte di una paura, che quindi Sì. è in realtà una cosa diversa? Purtroppo io penso che sia dettato in questo momento storico da un timore. Qui allora, si sta creando un cuscinetto. Io ne sono convinto. Si sta creando un cuscinetto perché... C'è un pessimismo diffuso. Volpato, si può trasformare, secondo lei, secondo anche quello che è la vostra mission come ACLI, questa paura in una cultura nuova, come diceva il professor Noi Stagni? alla gente, quando vengono a farci vedere le bollette perché c'è qualcosa che non va, facciamo presente che, per esempio, per quanto riguarda l'energia elettrica, cioè consumare di giorno, consumare di sera o di sabato o domenica non è la stessa cosa, quindi lì si possono fare delle scelte. Telefonare di giorno, telefonare dal pomeriggio in poi non è la stessa cosa, il costo è diverso. Quindi si tratta, diciamo che c'è una consapevolezza da creare, la gente è disponibile, la gente ha bisogno anche di capire come funzionano le bollette e di capire anche come risparmiare. E comunque, secondo me, già lo sa fare, cioè, la gente già lo sta facendo, insomma. Ecco. Quindi cosa manca? Per fortuna non manca niente, manca diciamo un po' di non abitudine. non è che manca, quello che prima io ritengo che quello che manca è il lavoro, manca il lavoro ed è quello è la fiducia, è fiducia nel futuro. Forse ecco, il fenomeno investe più le fasce giovani che non le fasce adulte, è un problema. Questo problema questa sera non sappiamo, insomma, dare una risposta. Se avessi una risposta al problema forse mi proporrebbero come premier, giusto? No, ma dico in termini chiaramente di affrontare, nel momento in cui può capitare, purtroppo questa cosa capita sempre più spesso di perdere il lavoro, mi chiedevo se comunque a livello di gestione familiare o di comportamenti proprio individuali c'è almeno una strada da offrire, visto che appunto fa parte anche di un vostro programma specifico come associazione, no? Noi facciamo questi percorsi di presa di coscienza, lavoriamo con i ragazzi, quindi lavoriamo con tempi lunghi. La speranza è che i ragazzi ne parlino in famiglia. In programma abbiamo anche un progetto che speriamo venga realizzato nel prossimo anno, in cui cercheremo anche di coinvolgere proprio i ragazzi delle scuole a creare uno spettacolo che sarà rivolto alla cittadinanza per proprio raccontare quello che loro hanno capito di questa scuola del consumatore che viene realizzata negli istituti.
Per creare generazioni di consumatori ancora più preparate, Carlo Garofoli. Un po' di consigli pratici. Sì, un po' di consigli pratici, per esempio a noi ci è capitato di notare come molte persone hanno detto abbiamo smesso di spendere soldi e di andare in palestra, abbiamo imparato a utilizzare la bicicletta per andare a lavoro. C'è il famoso carpooling, quello di utilizzare la propria vettura cercando di condividerla con altre persone in certi tragitti comuni, quindi una volta vado con la mia auto, una volta vai con la tua, una volta vai con quell'altra della persona che insomma quei giorni ha dato un passaggio. C'è sempre più frequentemente la tendenza di scambiarsi la casa quando si arriva il periodo delle ferie. Adesso in Italia c'è il fenomeno della seconda casa, però stiamo arrivando anche al fenomeno della prima casa. Io vado a casa tua, tu vieni a casa mia in quei 15 giorni che sei in ferie. Poi si sta cercando di di ridurre il periodo delle ferie e soprattutto in periodi che non sono più quelli non più a l'uso costume, insomma, come era prima a Ferragosto. Poi ci sono dei sani comportamenti che le persone stanno cercando di adottare sia a tavola sia, come ha detto qua il collega Dell'Acri, a casa, perché dei sani comportamenti possono far risparmiare anche del 15% su quelli che possono essere dei consumi. Per esempio pensiamo agli apparecchi in stand-by, che molti hanno l'abitudine di lasciare tutti gli apparecchi in stand-by di notte quando non li utilizzano, ma quelli hanno un consumo. Adesso per fortuna un certo tipo di lampadina è andata fuori il mercato, ci sono quelle a basso consumo energetico, che è un invito che già da molto tempo facevamo per cercare, perché anche una lampadina di 200 watt può essere sostituita con una lampadina di 20-30 watt. Ci sono le fasce di consumo di un tipo rispetto ad un altro, però ecco, poi personalmente il consiglio che do è sempre quello di cambiare, perché cambiare purtroppo si riesce a strappare delle ottime condizioni rispetto a quelle che magari erano delle condizioni assodate moltissimo tempo prima. Cambiare lo slogan di questa sera, e di cambiamento in realtà ha parlato, almeno di un cambiamento culturale importante, ha parlato questa sera anche il professor Spano. Quindi a lei chiedo in realtà di darci anche qualche consiglio letterario, probabilmente leggere Latouche, qualche consiglio anche così per accrescere questo tipo di cultura al momento alternativa, che è quella della decrescita, professore. Ricordiamo quindi che secondo lei questa è la strada, sintetizziamo proprio per quest'ultima parte della trasmissione. Il più grande sostenitore della decrescita credo che sia il capitale produttivo adesso. Non Serge Latouche, perché la vera decrescita è la catastrofe che sta succedendo. Questa è la decrescita che dobbiamo evitare. Ma ormai il discorso è chiaro. L'imprenditore di Pordenone per me ha fatto un bellissimo discorso, non ha potuto trarre, ecco, perché è un contesto un po' particolare, le conseguenze. Le conseguenze sono, ritorno al discorso di prima velocemente, che questo sistema è morto. E la crisi è la flebo sistematica che noi facciamo a un cadavere, non serve a niente, è un costo che la collettività deve assumersi per poter far finta di esistere. Questo è il problema reale. Quindi i nostri tecnici di governo sono, a mio avviso, degli illetterati, sono degli incompetenti totali. Le cose che stanno facendo, lacrime e sangue, a che cosa hanno giovato? È aumentato il debito, è aumentato la distanza tra il debito e il PIL. Il debito l'abbiamo già pagato. Noi in interessi negli ultimi 20 anni abbiamo pagato 1.780 miliardi di euro, il debito è più basso, è 1.500. Lo Stato non può essere trattato come un privato, lo Stato è l'interesse pubblico e invece dipende dalle banche, dipende dal capitale finanziario, non esiste più lo Stato, la sua sovranità, ma non esiste più neanche la produzione. Questa è la vera catastrofe, perché oggi il profitto lo si fa non passando denaro, merce, consumo, vendita, eccetera, per il denaro moltiplicato, ma denaro, vai passando la merce, altro che decrescita. Questa è la catastrofe. Per il bene, mi perdoni, di 1% che detiene la ricchezza del 50% della popolazione mondiale. Ma insomma, se non scendiamo in piazza vuol dire che abbiamo perso tutto: la vista, l'udito, la sensibilità, la coscienza. Questo è il vero problema. Mi perdonate allora alla signorina Silvia una risposta, non so se era una provocazione, ma allora un computer distrugge 1,8 tonnellate di materia,
distrugge 243 kg di energia fossile, più tonnellate di acqua. Per produrre un salmone in vasca dobbiamo macinare 4 pesci di mare per fare della farina per alimentare il salmone perché arrivi a 1 chilo. Ecco, questo è il problema di Latouche, è cambiare una visione del mondo, non è come dire, legato al modello economico, perché Latouche dice questo, come dice 8R, riconcettualizzare, ricontestualizzare, rilocalizzare, partiamo da qua. La rilocalizzazione è fondamentale. Io non posso comprare, l'altro giorno ho comprato dei limoni semplici, per caso ho guardato l'etichetta, Sudafrica. Sudafrica i limoni, ma che vuol dire Sudafrica? Che costo ha per l'umanità, non per me? No, che costo ha dal Sudafrica un limone? Lei l'ha comprato, professore, lei l'ha comprato lo stesso o l'ha lasciato lì, ha cercato dei limoni locali? L'ho presa in castagna. No, non l'ho preso in castagna. Cerchiamoli perché i nostri prodotti locali vanno all'estero, no, per alimentare altre mense che non quelle degli italiani. Allora, a mio avviso, dobbiamo ripartire dal locale. Ma dove il locale? Altro che dal globale. Il globale è una finzione, a mio avviso, è uno stratagemma per portare le contraddizioni fuori dalla vista della gente, offshore, in alto mare, così non le vede nessuno. E difatti non le abbiamo viste, tant'è che paghiamo le conseguenze di queste contraddizioni. Senza capire perché in realtà. No, anzi, pensando che dobbiamo rafforzare questo sistema. Allora, mi viene male a pensarla così. Le cose che gli amici hanno detto sono vere, sono giuste, però vanno ricontestualizzate in un modello diverso, altrimenti questo sistema se le mangia in un nanosecondo, perché sono cose giuste, evidenti, che derivano dall'esperienza sacrosanta, ma prenderanno senso, no, se vengono ricondotte a un universo di significati diversi. Mi faccio dire solo l'ultima cosa, poi vi tolga la parola fino alla fine, che credo sia prossima. Poi devo leggere Grazie, qualche SMS me la sono già persa la possibilità di andare oltre. Ma pensate anche al lavoro dipendente e pensate se non è un'offesa all'uomo. Cioè io devo vivere, esistere, se dipendo da un altro. Mamma mia! Perché non possiamo parlare di soggetto imprenditore? Ognuno di noi è un soggetto imprenditore, ma magari l'amico, perché è una persona squisita, di Pordenone, ha del capitale, oltre che dell'esperienza. Ma Tony, che fa l'operaio in fabbrica, e ve la potrei contare perché io ho iniziato facendo il metalmeccanico e non lo studente universitario, è stata significativa. La fabbrica porta la sua esperienza. La qualità è il prodotto delle relazioni, non è come dire, una qualità dell'oggetto, è la qualità del processo. Il processo si basa sulla qualità delle relazioni, è un'emergenza. Noi dobbiamo far emergere queste cose, rimettendoci a collaborare solidarmente e dando a Cesare quello che è di Cesare. Io contribuisco, no, con un capitale, può essere di famiglia, non di famiglia, a parte che una volta erano di famiglia, adesso sono, ecco il problema che lei citava, sono tutti, no, di rischio prima, adesso no, sono di credito, no, rischia anche la banca, eccetera, no, e poi rischiamo il fallimento. Ma quanti fallimenti al giorno prima di questa presunta crisi c'erano? Se andiamo alla Camera di Commercio di Padova, ogni giorno nel Padovano minimo 1000-1500 aziende fallivano, e parlo di 10-15 anni fa, non solo di adesso. Ecco. Allora, questo per me è il momento giusto, ci sono condizioni oggettive e anche soggettive per cambiare. L'ultima cosa è, basta pensare e agire soggettivizzando la crisi. Perché queste contraddizioni non solo della famiglia, però la paga la famiglia, lei deve risolvere i bilanci, lei deve andare avanti. No, li dobbiamo riportare al livello in cui si producono, che non è quello di casa mia. No, io sono il terminale di questo e non posso salvare il sistema, no, ogni volta sacrificando me stesso. Ma dobbiamo creare una società veramente solidale, partecipe, che parta da qui e vada verso una soluzione diversa dei problemi. Io credo che si possa in questo momento.
Beh, io credo che, e Giulia penso sia condivisibile, che davvero gli spunti che il dottor Spano sta dando siano necessari, un cambio culturale, una riscoperta valoriale, attivare dei processi virtuosi è necessario, dobbiamo farlo, in molti lo stanno già facendo, deve essere una collettività che lo fa. Probabilmente, ma anche leggendo i nostri sms dei nostri telespettatori, in questo momento però la contingenza è esasperante e quindi probabilmente servono degli interventi strutturali che velocizzino un po' anche un rilancio. Certamente, però questo è quello che chiedono. Della spesa pubblica, questo è quello che chiedono. Tasse, per esempio dicono questo, sta finendo il capitalismo, è finito già prima il comunismo, ma manca un programma di sviluppo serio e una classe dirigente che lo attui. Questo è quello che questa sera continuano a scrivere. Tutti i soldi senza prodotto interno lordo e disoccupazione finiranno. Un altro sms che è arrivato. Purtroppo la gente evidentemente ha paura in questo momento e la paura frena anche i processi virtuosi. Questo non dovrebbe succedere, siamo assolutamente d'accordo, insomma. Io mi chiedo se questo cambiamento può venire dal basso, dobbiamo aspettarci che qualcosa possa cambiare dall'alto. Scusi, questo è il basso. 4 realtà diverse che si mettono insieme serenamente, a volte anche scontrandoci, a ragionare sulle cose, portando le proprie esperienze, portando i dati, perché i dati che ci abbiamo, la ringrazio ancora una volta, sono fasullini, anche i dati sull'occupazione che lei diceva, cioè, vedendo bene qual è la realtà, perché quella che noi vediamo attraverso i media, no? Certo. È una parvenza di realtà, è come ci viene rappresentata, non è la realtà, è la rappresentazione della realtà. Usciamo dalle rappresentazioni della realtà, perché uno le rappresenta come vuole, ma bene, tendenzialmente, che c'è la libertà d'espressione, ma quando diviene falsificazione della realtà, dei dati, questa non è proprio tanto libertà, è offesa, no, dell'umanità tutta, della collettività. È difficile aggiungere qualcosa dopo il professor Spano, in realtà mancano 5 minuti al termine della nostra trasmissione. Questo è uno dei punti di vista, una delle proposte anche per uscire da quella che chiamiamo crisi. A questo punto ci domandiamo se possiamo chiamarla davvero crisi alla fine di questo dibattito. Proviamo a dargli anche un nome diverso, magari si troveranno, facendo il cambiamento semantico, anche altre opportunità di uscirne. Borsari, le lascio chiudere più o meno, chiaramente il giro d'opinione, poi chiudiamo io Elena, non le lascio questa responsabilità, ci mancherebbe altro. Allora, no, e di questo la ringrazio. Al di là di quest'ultima battuta, un po' in realtà diceva che per uscire dalla crisi bisognerebbe anche operare, in realtà in questo senso è d'accordo col professor Spano, un'azione di forza in questo caso. Infatti, stavo politica dicendo, ma adesso, importante. al di là della provocazione che ho lanciato prima, perché no, giusto si tira il sasso giusto per vedere quanto grandi sono i cerchi, no, che si fanno nell'acqua. Ma il principio fondamentale, al di là dell'essere o meno d'accordo in toto o in parte con quello che dice il professor Spano, io storicamente sono d'accordo con il professor Spano, per cui quindi non ho problemi di questo tipo, ma il principio fondamentale sul quale non si può transigere è che quando si dice una cosa è necessario contestualizzarla. Se io dico che un certo tipo di mercato è in crisi, devo poter sostenere quello che sto dicendo e lo posso fare solo se porto dei numeri onesti. I sistemi di rilevazione dello stato dell'arte ci sono, i sistemi di verifica, di attualizzazione di questi dati rilevati ci sono. Quando si dice, faccio un esempio, che la disoccupazione è al 4% in Italia, al 5%, all'8%, al 22%, si dice tutto, non si dice niente. Ci sono numeri vuoti per la maggior parte. Soprattutto perché sono numeri vuoti che nessuno riempie. Perché quando io parlo di disoccupati che cosa intendo? Me lo devi dire. Parlo di chi non ha lavoro, parlo di chi ce l'aveva, l'ha perso e non lo trova più, parlo di chi è cassa integrato e alla fine del mese prossimo non ci saranno più i soldi per la cassa integrazione nuova. Parlo degli esodati famosi, che se qualcuno mi spiega cosa vuol dire, il professor Spano è più intelligente di me, esodato semanticamente cosa significa? Sono tra coloro che stanno sospesi in un limbo finanziario e diciamo così proprio di contributivo. Allora perdonatemi, ma io ho sciacquato i panni in Arno perché le mie origini sono toscane, esodati mi fa venire la pelle d'oca. Boh, ecco, certo. Perfetto. Ma se vado a sommare tutte queste parti, quanto grande è la torta? Allora,
quando io dico il mercato immobiliare paradossalmente è schiantato, ma non è in crisi perché è semplicemente tornato ai valori di 20 anni fa, 17, 18, 19, lo dico citando dei dati reali, lo dico citando i numeri quelli veri. Dal 2007 a oggi c'è la possibilità negli atti di compravendita di dichiarare il prezzo vero e di pagare le tasse sull'imponibile fiscale dell'immobile. Quando io dico che dal 2004 a oggi gli immobili sul mercato si sono comunque apprezzati, dico un dato vero perché ho un riscontro reale. Ho le dichiarazioni degli atti ufficiali. Allora tutto il resto sono chiacchiere e in questo io sono assolutamente d'accordo con il professor Spano. Chiunque si permette di fare delle affermazioni di questo tipo, che poi passano per essere terroristiche, deve farle se e solo se ha dei dati incontrovertibili in mano, e gli unici dati incontrovertibili che ci sono al mondo sono i dati numerici, perché sui numeri non si può imbrogliare. I numeri vanno anche però giustamente contestualizzati, mi permetta... È quello che stavo dicendo, esatto. Quando io dico la disoccupazione è devo dire di quale disoccupazione sto parlando, perché altrimenti do un dato finto. Peggio, siccome non sono stupido ma sono in malafede, dico quello che mi torna comodo dire. E questo non è più accettabile. Mi piacerebbe anche dire, mi perdoni che questo è una difesa della categoria, ma semplicemente per instillare un po' di criticità. Non era un attacco, per no, amor del Signore. scherza, in coloro che ci ascoltano, come bisogna essere consumatori informati, consumatori di cibo, certo. Consumatori di scarpe, è giusto essere anche consumatori di informazione. Certo che sì. Informati, scusate Certo che il gioco di parole, spesso non lo si è. Io per estrema chiarezza mi poter... riferivo ai supporti esperti, no? Certo. A coloro che si ergono a professori. No, ma questo lo dicevo in conclusione appunto a una crisi che ci consuma, e come si consumano quello che consumiamo. A volte si consuma anche il nostro senso critico, la voglia di informarci, poi chiaramente quando ci sono delle contingenze particolari la voglia di saperne un po' di più magari scema, e poi si creano magari purtroppo rafforzate da poca professionalità o anche dalla volontà di spingere. Noi giornalisti lo sappiamo bene su determinati titoli, e si arriva a queste situazioni. Quindi insomma dico anche ai nostri telespettatori, ai nostri radioascoltatori di non mollare il loro senso critico, e magari cercare di costruirlo un po' di più, proprio a maggior ragione in un contesto in cui effettivamente un po' non si capisce niente, ci sono molti dubbi, ci sono tanti numeri che si susseguono, e questo magari può essere il nostro consiglio, quello di Telechiara come giornalisti, magari su come farsi consumare un po' meno dalla crisi dall'informazione. Giulia, siamo in chiusura, poi ti lascio salutare i nostri ospiti, ma volevo ringraziare tutti coloro che hanno scritto gli sms, che hanno anche telefonato in diretta, ringraziare anche quelli che, non lo abbiamo detto durante queste 2 ore, ma ci hanno chiesto com'è la situazione anche di Telechiara. Insomma, giusto in chiusura vi ringraziamo, noi siamo in attesa, lo si sa da più voci, insomma, però contiamo che il futuro sia roseo anche per noi e per la nostra emittente, che da 20 anni insomma, cerca di fare anche un tipo di informazione forse diversa e costruttiva. Prossimo venerdì si parla di costi della politica, cara politica quanto ci costi, da dove ripartire, quindi risponderemo anche a molti quesiti. Sarà sicuramente una puntata davvero di gestione, credo davvero difficile, ma insomma ci proveranno Alberto Feltrini e Cristina Pagnetti, telefona anche lei, Carlo, se volete telefonare, intervenire tutti, credo che ci sia uno sfogo generale. Grazie ai miei ospiti, a Sandro Borselli e l'Ascon di Padova e non solo, a Pietro Volpato, vicepresidente della Lega Consumatori ACLI di Padova, a Carlo Garofolini, presidente di Adico, e al professor Ivano Spano, sociologo all'Università di Padova, e anche il nostro pasdaran di questa sera. Voce positiva e propositiva. Potrei fare dare un ultimo suggerimento. Prego. Autogestiamo questa emittente. Ben volentieri. Autogestiamoci tutti. Io credo che ce la si possa fare. Ma bisogna avere un po' più di fiducia. Io sono anche giornalista e mi propongo come così, per la transizione come direttore. Grazie di questa positività. Trovato, esatto, una positività, una nostra strada di uscita dalla crisi. Grazie, scherzi a parte, professor Spano, grazie ai nostri telespettatori, anche ai nostri radioascoltatori. L'appuntamento è la settimana prossima, sempre di venerdì sera, fatti nostri La Piazza. Grazie per averci seguito, alla prossima. Buonanotte.